potenziamento della vigilanza nel comune di Musile. Nasce la sinergia tra gli imprenditori per Musile e l'amministrazione per garantire una presenza costante della vigilanza nel territorio comunale. Vediamo. Nuove misure di sicurezza per il territorio di Musile di Piave, potenziamento della vigilanza in modo da garantire ai cittadini una presenza costante di controlli dopo l'orario di chiusura delle attività commerciali e durante tutta la notte. L'idea nasce dall'Associazione Imprenditori per Musile, visto il graduale aumento di furti e rapine in tutto il territorio del Veneto orientale. Sì, siamo arrivati a una situazione insostenibile e quindi abbiamo pensato che bisognava fare qualcosa. Chi aderiva a certi istituti di vigilanza ha capito che non era sufficiente quello che faceva, ci vuole un qualcosa di più capillare, di più diffuso, senza però arrivare a costi importanti. Abbiamo incontrato nell'amministrazione subito la disponibilità di fare squadra con noi e questo ci ha fatto piacere, ribadendo sempre però che l'idea è partita dalla nostra associazione, l'abbiamo sviluppata, in particolare alcuni soci l'hanno portata avanti con molta passione e attenzione. Attualmente il Comune spende poco meno di 20.000 euro all'anno, ma sostenere da solo una spesa così per potenziare la vigilanza sarebbe impossibile. Noi abbiamo voluto portare un unico budget, un unico corrispettivo pubblico-privato per dire se riusciamo ad essere più capillari possibili, forse riusciamo anche ad ottenere un risultato importante su tutto il territorio. Oggi abbiamo diverse macchine che girano per il territorio, abbiamo iniziative che sono meritevoli, però nel concreto noi vorremmo essere ancora più capillari, essere ancora più presenti laddove ci sono attività produttive, laddove ci sono imprese, laddove ci sono anche negozi e quindi commercianti del centro, per dare una risposta concreta, veramente di aiuto e di supporto alle forze dell'ordine che già fanno tanto ma hanno le loro limitazioni che ben conosciamo, per dare una risposta concreta a quei media, a quei giornali che oggi ci testimoniano come un bollettino di guerra purtroppo la presenza di atti che sono ormai divenuti quotidiani. Da qui l'idea di mettersi insieme e raccogliere una cifra tale da permettere un appalto e affidare il controllo del territorio a una sola azienda, il cui referente avrà un rapporto diretto con le forze dell'ordine per poter garantire la sicurezza. Credo che sia una bella novità, ma soprattutto parta da due soggetti importanti, pubblico e privato, che molte volte lavorano in modo distinto e invece oggi hanno deciso di mettere risorse umane, risorse economiche e finanziarie per un progetto sul quale crediamo fortemente. Il progetto sarà presentato venerdì 19 aprile alle ore 20:30 presso l'Istituto Enrico Toti di Musile di Piave, in una conferenza rivolta anche ai cittadini, alla quale interverranno membri dell'amministrazione, imprenditori e forze dell'ordine.